Un bilancio delle giornate FAI ieri e oggi qui ad Agrigento che stanno andando bene come riscontro, Presidente. Sì, secondo me è un ottimo risultato su tutti i beni, devo dire. È un regalo che noi facciamo ad Agrigento Capitale e credo che ognuno di noi debba fare qualcosa e il FAI la sta facendo sia su Agrigento, su Favara, su Cattolica Eraclea. Sono giornate anche per festeggiare i primi 50 anni di civile servizio del FAI e poi diamo uno guardo anche all'Europa in questo momento in cui a livello internazionale purtroppo la situazione è difficile, però guardiamo principalmente i giovani. Siamo molto soddisfatti anche dell'incontro con i giovani, specie nella giornata di ieri, un po' in tutti i siti. Notiamo questo interesse dei giovani anche a dimenticare per un attimo i cellulari e quindi poi a incontrarsi, questo bagno di realtà che stiamo trovando e che è motivo di emozione. Uno dei luoghi più visitati? Devo dire che la Lucchesiana sicuramente è uno dei luoghi più visitati anche perché c'è stato un ritorno a livello nazionale, Marco Magnifico ne ha parlato nella conferenza stampa nazionale, però devo dire un po' tutti, ieri dai carabinieri c'erano molti ragazzi, c'erano nei due giardini, Villa Genuardi e anche al Giardino Botanico, ci sono qui anche alla Biblioteca La Rocca, quindi diciamo che l'interesse. Geneacon è una delle guide qui alla Biblioteca La Rocca in queste giornate FAI. Sì, è sempre un piacere partecipare alle giornate FAI, sia come delegata del FAI ma anche come insegnante, perché per i ragazzi è sempre una festa. Li vediamo felici di contribuire, insomma, al patrimonio locale, di apprezzare, vediamo che riescono effettivamente a capire, a comprendere i beni di cui sono circondati e riescono a comunicare questo ai visitatori. Quindi sono molto contenta anche e soprattutto come insegnante per i miei studenti del liceo classico e musicale Empedocle che hanno partecipato con entusiasmo come ogni anno. Il 22 e il 23 marzo abbiamo avuto l'apertura straordinaria di questo luogo, dell'edificio ex archivio notarile che ospita la biblioteca e l'archivio storico, dove sono conservati e custoditi documenti della città di Agrigento che abbiamo messo in mostra e reso disponibile alla città, ai visitatori per conoscere la nostra cultura, la cultura da tutelare, da scoprire e da tramandare alle generazioni future. E abbiamo messo in mostra anche l'archivio, nell'archivio fotografico, gli album delle foto storiche di Agrigento, che sono state pure apprezzate, molto apprezzate dal prefetto nella giornata di sabato. Continuano ancora le visite, molti sono veramente rimangono sbalorditi dal patrimonio che conserviamo in questo luogo. Un bilancio di questi 2 giorni, la vostra caserma dei carabinieri è stato uno dei luoghi più visitati. Sì, un bilancio assolutamente positivo, abbiamo accolto tantissimi studenti, tantissimi giovani, tantissimi cittadini e anche turisti che hanno potuto apprezzare non solo la bellezza del palazzo di Palazzo Padalà, ma anche hanno potuto scoprire le attività svolte dall'Arma dei Carabinieri nel territorio, nonché anche visitare la mostra fotografica realizzata dall'Arma dei Carabinieri con la Diocesi di Agrigento. Quindi vuol dire che voi siete sempre aperti al territorio. Sì, per noi è importantissimo ed è anche gratificante la risposta dei cittadini in questo senso.